Buongiorno amici carissimi, benvenuti, bentrovati, ben sintonizzati sempre qui da International Radio in compagnia della vostra Elisa Boscolo e del programma Vox Populi. Oggi in studio qui con me un ospite veramente d'eccezione, il sindaco di Adria, Massimo Barbuiani. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Buongiorno. Bella la maglietta. Bella la maglietta, sì, vero? La facciamo vedere, regia, magari? Ecco qua. Il piccolo dono che ti faccio oggi così, perché siamo in un clima, diciamo, estivo particolare per la nostra città, è un evento importante, perciò ho donato a una testimonial questa bellissima. È bellissima, io ti ringrazio tantissimo, poi magari parleremo anche un pochino di Adria d'estate, di quello che succederà appunto durante questa splendida estate 2024, ma iniziamo caro Massimo, intanto grazie della tua presenza. E riceviamo parecchie mail con delle domande appunto da parte dei cittadini che stanno vivendo un po' di disagio ad Adria con tanti cantieri aperti. Cosa possiamo dire a queste persone, anche per confortarli un pochino, per dare loro un po' una spiegazione? Esatto, allora il problema è che naturalmente è ben conosciuto che vive ad Adria, è che ci sono tantissimi cantieri aperti, in questo momento sono 4 o 5, ma particolarmente invasivi. Il principale è quello di Corso Garibaldi, che praticamente parte dall'intersezione con via Emanuele Filiberto e arriva fino all'intersezione con via Bocchi. Sono circa 800 metri di rifacimento totale per un importo elevato, quasi 3 milioni di euro, però, che ha comportato non poche polemiche, perché l'abbattimento di quei pini è stato veramente drammatico per chi è affezionato a quell'angolo storico di Adria, il Corso Garibaldi, Canareggio, quel quartiere. Però posso anche dire che io mi sono insediato. La prima giunta è stata fatta il 20 di giugno e ci siamo trovati lì sul piatto, diciamo, questa opportunità. O rinunciavo al cantiere completo oppure si andava avanti con quel progetto che era già stato abbondantemente presentato e di conseguenza anche finanziato sui fondi del PNRR. Certo. Mi sono preso la responsabilità di andare avanti, consapevole dei tanti problemi che avrebbe creato un cantiere del genere. Certo, non c'era la possibilità di salvare questi alberi, non si poteva fare in maniera diversa o si andava proprio a perdere tutto? Allora, il problema del progetto, ti ho detto, era un po' prendere o lasciare. Io qui mi sono portato un paio di mail, così magari qualcuno potrebbe anche capire il significato di questa scelta, che anche la precedente amministrazione, con una mail, se vuoi te la leggo, dell'ex sindaco di Adria, con uno scambio di mail tra l'ingegner Portieri, che era praticamente il dirigente. Poi avevamo Tenentin, che era l'assessore, e Omar, che era il sindaco di Adria, Omar Barbierato. Ti leggo un po' tutta la mail, che così la gente deve capire anche, perché poi la colpa sembra che sia mia, ma io ho ereditato, poi non ho fatto tantissime polemiche, l'ho tirata fuori una volta solo in consiglio comunale e ho zittito naturalmente l'ex sindaco, perché una parte dei suoi sostenitori, una parte dei componenti della sua lista civica avevano manifestato anche in una maniera abbastanza importante, mettendo le catenelle sugli alberi, dedicando a un albero un nome a ogni albero. Però poi la verità è questa, e ti dico, c'è una mail che è datata 23 marzo 2023 dall'ingegner Portieri: vi invio in allegato una bozza di prima ipotesi progettuale elaborata, mantenendo i pini marittimi, ridotto di posti di auto fino a 130 posti, cioè se mantenevano i pini si riducevano di 130 posti auto. Introdotto un giardino pubblico, nelle aree verdi non abbiamo individuato percorsi ed aree di sosta, che lo saranno se lo schema può essere condiviso. E l'assessore risponde: io avevo capito che si poteva procedere senza pini, ma mascherando il titolo, e sottolineo ma mascherando il titolo, della serie: tolgo i pini ma lo svelo solo dopo le elezioni.
questa è una mail, perciò capisci benissimo che l'intenzione qual era, non era quella di mantenere i pini. E il sindaco Omar dice condivido con Marco il tutto, perciò c'era l'intenzione di andare avanti mascherando un po' tutto quanto e nascondendo quello che era abbastanza evidente. Questa è una mail ufficiale del comune di Adria, perciò tra Portieri, Terentin e Omar, non so gli altri se erano al corrente di queste mail, c'era praticamente l'accordo di tagliare i pini, perché comunque il mantenimento dei pini voleva dire completamente un altro progetto. Un tutto altro progetto, quello sarebbe stato comunque finanziato dal PNRR. Io non so, hanno presentato questo progetto, io ero a un bivio, o quel progetto perdevo i 3 milioni, basta. Niente, Poi in corso d'opera piccole cose si possono fare, ma mantenere o togliere i pini era veramente vincolante per il tipo di progetto che si andava a pensare. Se poi mi dici Massimo, ti piace quel progetto che sta venendo avanti? Ti dico, da una parte sono felice, da un'altra parte dico, ma forse la carreggiata è un po' stretta dal mio punto di vista. È vero, è vero. Ci sono dei... Confermo e concordo. Ci sono dei problemi, però non ho messo bocca su nulla. L'unica cosa che sto tentando di fare è quello di far piantare degli alberi che possano fare di una certa importanza, perché lì c'era un canale, una volta si chiamava il Canalino di Adria, e lì c'erano i tigli, ne è rimasto uno solo, che se tu arrivi ad Adria e nell'intersezione tra Corso Garibaldi e Via Bocchi ne è rimasto uno solo, allora la mia intenzione è quella di riproporre i tigli, che così ritorniamo alle origini. I tigli sono quegli alberi tipo davanti al teatro comunale, che fanno profumo, sono belli da vedere, hanno una radice ficconante, perciò non crea quei problemi che i pini marittimi hanno portato, e secondo me quella è la soluzione migliore. Sto tentando di convincere, naturalmente nel perimetro economico su cui ci dobbiamo muovere, perché non possiamo cambiare più di tanto, scorrere più di tanto, esatto, andare avanti su quella linea lì. Questo è quello che posso dire. E quindi poi ritorneranno gli alberi, ritornerà un po' di verde. Certo, che sono, ad esempio, gli alberi, i tigli che sono stati piantati in Piazza Cavour Teatro Comunale, ormai è dal 2017 che sono stati piantati, hanno 7 anni, sono già aumentati di circa 2,5 metri. Perciò se tu guardi la facciata del teatro, vedi che ce n'è uno più piccolino perché è morto. Lo hanno sostituito, ne hanno messo 2 anni fa uno nuovo. Vedi la differenza? Ci sono già 2 metri di differenza tra uno e l'altro. Bisogna avere un po' di pazienza e naturalmente avere anche un po' di fiducia, insomma, su quello che stiamo facendo. Ok, allora ormai gli alberi purtroppo, ahimè, non ci sono più, però il progetto, verrà fuori una bella cosa comunque. Io mi auguro, accontentare tutti è impossibile. È impossibile. Certo. Noi ci mettiamo tutta la buona volontà. Io sono in cantiere, avendo la delega anche ai lavori pubblici, dalla mattina alla sera mi vedono col mio monopattino su e giù, parlo, mi fermano, perché sta creando diversi problemi anche ai residenti, perché naturalmente viene stravolto completamente quella che è l'immagine e quella che è, diciamo, anche le abitudini della gente, perché la gente poi naturalmente con questo progetto qua ci saranno meno parcheggi. Ho dei residenti che hanno 4 macchine, è impensabile oggi pensare di collocare 4 macchine davanti a casa, dovevano pensare naturalmente di portarle da un'altra parte. Ci stiamo ragionando comunque. Dai, per quanto tempo saranno ancora aperti questi cantieri? Se tutto va bene, per fine anno dovremo avere il corso Garibaldi terminato. In questi giorni, tra l'altro, c'è un altro cantiere proprio adiacente, che è quello del ponte, però lo abbiamo fatto proprio in questo momento qua. Sono 50 anni che quel ponte lì di Canareggio, io abitavo a Canareggio in via Umberto I numero 8, perciò sono un canarolo doc, lo chiamo, dico. E di conseguenza lo abbiamo fatto in questo momento qua, prima il ponte Beniamino Gigli e poi questo, perché per quel ponte lì transitano mediamente 1000-1500 auto al giorno, perché ci sono 2000 studenti che vanno a scuola in via Dante, c'è il Vittorino da Feltri, la Ragioneria, le Magistrali, il Liceo Bocchi e tanti altri istituti, tutti transitano per quel ponte lì.
L'abbiamo fatto adesso perché ci hanno garantito che il 9 di agosto verrà riaperto, nel momento meno impattante a livello di viabilità. Sì, bene, dai, penso che la sicurezza sia la priorità e quindi anche se con dei grossi disagi, però è bene sistemare quello che si può sistemare. Sì, diciamo che io sono felice perché la vecchia amministrazione naturalmente ha portato a casa tanti soldi, alcune cose le condivido pienamente, come questa sistemazione dei ponti o magari valutiamo se il progetto del corso Garibaldi poteva essere magari modificato o altro, però diciamo che alcune cose dovevano essere fatte. Forse non c'erano neanche i tempi, magari troppo. I tempi materiali per poter rivedere il progetto, per poterlo modificare. Pensiero mio, sì, dimmi se sbaglio. Sì, è vero, perché poi se tu sei di Adria, davanti alle Canossiane, dove c'è il parcheggio, lì c'erano 3 grandissimi poster, grandissimi, con il progetto che era già da 7-8 mesi prima. È vero. Perché nessuno è andato a protestare prima, cioè dicendo ma cosa state facendo? Avevano tutto il tempo necessario, ma poi capisci che qualcuno qua con questa mail qua voleva fare in modo di andare avanti, perché sapevamo benissimo che il mantenimento dei pini difficilmente coincideva con il mantenimento di una larghezza della strada come quella che si pensa, che pensano tutti quanti. Invece adesso abbiamo un restringimento di carreggiata molto importante. Ho capito. E un'altra cosa, il verde. Mamma mia. Salta un po' di palo in frasca. Ti dico le cose che preoccupano i cittadini, hai ragione, che ci fanno una testa così con questo spaccio io del ti verde. do il mio telefono, tanto il mio numero ce l'ha tutti quanti. Sono il primo sindaco che si è mantenuto il suo telefono, voglio il telefono. Tra l'altro vedi, questo è il badge, sono il primo sindaco di Adria che timbra e va a lavorare. Sai perché? Perché voglio vedere quante ore faccio, e credimi, di ore ne faccio tantissime. Sandro, che ci vede lì dietro il vetro, sa benissimo che io alle 8 sono già in comune. E qualche volta, tipo domani, verrò fuori a mezzanotte perché abbiamo diverse riunioni importanti. Di solito non è la quantità che fa la qualità, però c'è tanta quantità comunque, c'è tanto lavoro da fare, perché ripeto, sul verde, torniamo al discorso di prima, io parto nel 2009 con 148 dipendenti, nel 2018, febbraio 2018, esco dal comune e siamo a circa 115-120 dipendenti. Io questa mattina so che siamo meno di 90. Tu capisci che mancare 30 persone, di cui 6-7 persone in magazzino comunale, che erano quelli che ti facevano i piccoli spazi verdi, ad esempio, di manutenzione, hanno lasciato andare veramente, abbandonato tutti quanti gli strumenti che servono per fare il mantenimento del verde. Parlo di trattori, parlo di macchine agricole, che non c'è più nulla in comune. Non c'è più nulla, perché abbiamo un trattore che adesso andrà all'asta perché è là col motore aperto, magari basta anche poco, come le autovetture. Non c'è stata la cura. Io sono un po' rompiscatole, io vado spessissimo in magazzino comunale e mi confronto con gli operai e con il responsabile del magazzino comunale, e veramente la prima volta che sono entrato ho detto: ma questi mezzi qua, ma quanto tempo è che sono fermi? Sì. Ecco, questo non toglie che c'è anche la responsabilità di chi amministra. Siamo andati in appalto fuori. Ti dico già, per dare dei numeri, che il comune di Adria deve fare manutenzione ai 42 ettari di verde. Per tagliare 42 ettari di verde costa mediamente dai 30 ai 35 mila euro, a volte 40 mila. Con questa stagione un po' alternata a pioggia e sole, siamo in anticipo di 3 settimane rispetto alla calendarizzazione che avevamo pensato. Perciò di solito siamo già al quarto taglio. Vuol dire che 4x4 16 sono già 160.000 euro, e stiamo facendo brutta figura. Perché è inutile, è innegabile che stiamo facendo brutta figura. Questa mattina è partito, venerdì è partito il quarto sfalcio, e entro fine di questa settimana il 90% sarà completato con il quarto sfalcio. È un impegno economico importante, è un bel impegno importante, e si va avanti così.
Sì, no, giusto, tanta acqua alternata acqua e sole. Sì. Quest'anno è un disastro, l'erba cresce. Se tu hai un pezzettino di verde, guarda, guardavo l'altro giorno, nel giro abbiamo tagliato giovedì o venerdì la rotatoria lì del Lidl, tanto per capire, ci sono già 10 centimetri di verde. Sono passati 4 giorni. Io a casa mia attualmente la stiamo tagliando in media ogni 4-5 giorni, quando prima una volta ogni 10 giorni, in effetti. E adesso ritornando al discorso di prima, ti ho detto che stiamo facendo anche delle assunzioni molto importanti che ci permetteranno di andare a coprire dei vuoti, 3 operai del magazzino comunale, 3 vigili, poi abbiamo 3 persone che saranno amministrative / tecniche, una persona che andrà all'elettorale, un dirigente, e 2 persone abbiamo già assunto nell'ufficio anagrafe, proprio per cercare di rimodulare, risistemare un po' la macchina, perché siamo un po' in difficoltà. In sostanza mancavano le persone. Mancava il personale. Ti dico che pensa che quando sono arrivato a a giugno, io a settembre ho dovuto chiudere l'ufficio anagrafe, mai successo in comune di Adria, perché avevano così arretrati che abbiamo avuto una segnalazione da parte della prefettura che mi ha scritto dicendo che devo assolutamente recuperare il tempo perduto, e abbiamo spostato delle persone dalla biblioteca, l'ho portata all'anagrafe e ho chiuso il giovedì proprio per recuperare i documenti che naturalmente la gente servivano. Abbiamo dei tempi ben precisi, e anche l'elettorale era in difficoltà, e anche qui è stata una battaglia dura, un po' alla volta cerchiamo di riorganizzare il tutto. Però non è facile. No, non è facile, no, a parte che per quanto si possa far bene, come abbiamo detto prima, non si riesce ad accontentare tutti, a soddisfare ma ho le spalle larghe, le esigenze e le aspettative di tutti. Ho le spalle larghe. Sì, no, non lo metto in dubbio questo, assolutamente. E per quanto riguarda, Massimo, i cantieri navali Vittoria, possiamo dire qualcosa a riguardo? Sì, c'è stata la polemica stupida, anche mi permetto di dire stupida, da parte di qualcuno che ha detto che il sindaco non è stato invitato. Qui ho il messaggio, se vuoi te lo leggo, da parte dell'ufficio regionale di crisi, che ha convocato 2 tavoli. In questi tavoli non c'era nessun soggetto politico che è stato invitato, nemmeno l'assessore Donazan ha partecipato, che ha la delega alle attività produttive, proprio perché era un tavolo tecnico per valutare i libri contabili e capire come l'azienda si doveva muovere. Ho qua i miei messaggi, ma li ho già detto anche in consiglio comunale. Non pensate che il sindaco non sia aggiornato sugli eventi che con l'amministratore delegato Paolo Duò mi sono confrontato diverse volte, mi ha mandato anche un messaggio una settimana fa. Siamo tutti speranzosi che si possa trovare una soluzione, perché è importantissimo per la nostra comunità. Fa parte della nostra comunità il cantiere navale, è proprio all'interno di questo centro, ci ha creato un po' di problemi, perché poi sai una azienda, una industria, perché è un'industria con 90 persone che lavorano, poi un indotto, lì c'era un via vai di gente incredibile, cioè con 150 persone che lavorano all'interno di questa azienda qua. Naturalmente ti crea un po' di problemi, perché poi, come sempre, la speculazione urbanistica edilizia ha fatto sì che nel perimetro del cantiere siano nati villaggi, quest'altro, ma c'era prima il cantiere, si sapeva se io mi compro una casa, so che lì c'è una fabbrica a 50 metri, magari io non la compro perché so che magari devono sabbiare, devono verniciare, le polveri, devono battere le lamiere, perché poi la vera cantieristica navale è fatta anche di battilamiere, e il rumore in certi casi era abbastanza elevato, e ho avuto diversi problemi ancora negli anni precedenti, quando dovevano consegnare queste barche che sono di altissima tecnologia, e dovevano lavorare anche di notte, perché per rispettare i termini di consegna. E capisco il disagio di tutti quanti, però
sai, aver costruito nel perimetro del cantiere un villaggi residenziali, insomma, non è che fosse stato il massimo, insomma. No, della saggezza non è stato il massimo, no, è vero. Allora Massimo, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi parlare di qualcos'altro? Ma io sono riguardo la città di Adria, se no io passerei direttamente alle cose belle. Ma le cose belle, guarda, io volevo ringraziare innanzitutto chi mi è vicino, innanzitutto la mia famiglia, perché poi diciamo che questa mia ulteriore discesa è stata ben ponderata da tutti quanti e ha avuto nella mia famiglia quella spinta maggiore che mi ha fatto sì che di arrivare quasi, non dico con sorpresa, però meravigliato dal risultato che abbiamo ottenuto, perché è inutile negare. 4 candidati erano 4 candidati molto forti, vabbè. È vero. Cioè, perché Lamberto Cavallari non ha bisogno di presentazione, è vicepresidente dell'ANPAS, praticamente è Deus Machina di Croce Verde, sta lavorando benissimo con Croce Verde, perciò Sandra Passadore, conosciuta anche lei, forte anche di un partito che in questo momento è il partito, diciamo, più gettonato, donna, perché poi sai, ci sono anche queste cose importanti. Sì, poi c'è il sindaco uscente che ha sempre uno zaino del 7-8% certo, sulle sue spalle, che di solito comunque difficilmente viene battuto il sindaco uscente, e poi c'era il vecchiotto qua Barbuiani, capisco che evidentemente si è fatto voler sempre bene della gente, perché vedi, il problema è questo qua. Io sono commerciante, mi sento ancora imprenditore e sai la mia storia qual è? Sì, ok. Sì. Il commerciante è il più grande psicologo del mondo, secondo me. Capisce esattamente chi hai davanti. C'è quello che deve essere coccolato, quello che deve essere venerato, e io il mio rapporto con la gente che mi viene a trovare è così. Capisco immediatamente chi ho di fronte. Fa un po' il lavoro dello psicologo. È uno psicologo, perché poi cos'è? Deve vendere, l'obiettivo è vendere. Certo. E io in questo momento devo vendere la mia città, va bene? Nel miglior modo possibile. A volte ci riesco, a volte no, a volte non ascolto nemmeno perché non degno di ascolto, perché dipende poi chi ti scrive, chi ti manda il messaggio. Io potrei fare le strade magari ricamate d'oro, ma a qualcuno andrebbe ancora fastidio, capisci cosa ti voglio dire? Assolutamente sì. E allora vado avanti per la mia strada, ho avuto, ti dico, un grande aiuto dalla mia famiglia, e poi ho trovato una squadra, perché con Federico Simoni, che è il mio vice sindaco, siamo, non dico un corpo, un'anima, che magari qualcuno poi potrebbe, sai, però diciamo, dove non arriva uno arriva l'altro. Lui è molto bravo nelle carte, io sono molto bravo in mezzo alla gente, perciò con lui vado d'accordissimo. Ho un bravissimo presidente del consiglio, un altro bravo assessore, che è due o tre bravi assessori, che è Giorgio Crepaldi, che ha l'urbanistica, è un avvocato, Giorgio D'Angio, che ci conosciamo da 15 anni, e poi abbiamo 2 ragazze, una è la ragazzina, la chiamiamo la ragazzina perché ha 19 anni, Vittoria, che sta portando avanti con molta fatica, dico, anche perché poi sai, ti butti nell'angolo politico, non è semplice, non è facile, però gli faccio un po' da papà, diciamo. E poi abbiamo Donatella Baratella, che è arrivata da poco, è comunque una guerriera e sta portando a casa tanti risultati, specie nell'organizzazione di Adria d'estate, perché lei ha la delega anche degli eventi, e con lei ci confronta ogni 10 minuti, per quello che sia. Cerchiamo di andare avanti, supportati da una bella maggioranza coesa, forte, qualche piccolo scaramuccia, ma l'amore non è bello se è litigarello, Ci sono anche nelle migliori famiglie. Esatto, no? Esatto. Dai, parlami un po' di questa Adria d'estate, cosa ci riserverà? Diciamo, Adria d'estate quest'anno ero molto preoccupato, perché 33 anni fa il sottoscritto, insieme a altri 7-8 persone, hanno creato questa Adria Shopping, che è diventata un po', diciamo, un'associazione di riferimento per tutte le attività commerciali e artigianali della nostra comunità, copiato un po' da tutti quanti. E ti posso dire che sempre il sottoscritto, che avevo già un'esperienza di radio, di quello che ho fatto un po' di tutto nella mia vita, potrei scrivere anche un libro, ma forse anche lo scriverò anche, perché ho fatto di tutto nella mia vita. Abbiamo inventato questi venerdì sera, un po' alla volta, ogni anno, aggiungendo qualcosa, trovando risorse, con un po' di fantasia, un po' di lungimiranza.
Abbiamo fatto di questa kermesse, che da 32 anni viene organizzata da Shopping, un punto di riferimento per, diciamo, l'intrattenimento serale. Perché è nata di venerdì sera? Lo dico qua, è nata di venerdì sera perché il sabato mattina, che c'è il mercato del sabato, quello nostro conosciutissimo, e sabato pomeriggio, naturalmente, col mare a 20 km d'estate, la gente prende lo scooter, la macchina e se ne va al mare, e noi non vendavamo più niente. Esatto. Allora, abbiamo cercato di fermarli il venerdì sera con delle iniziative che cercavano di seminare, almeno vengono 2-3 mila persone, 5 mila persone. Speriamo che guardino le nostre vetrine e magari poi ritornino ad acquistare. Sì, certo. Esatto. Sì. Tra l'altro coincide sempre col primo venerdì dei saldi, perché c'è tutto legato a un discorso, e si concatenava bene. È andata avanti per 32 anni. Quest'anno c'era questa associazione che era un po' in difficoltà per un ricambio generazionale e societario da parte. Ho dato una mano sotto, diciamo, dietro alle quinte, solo per predisporre un programma insieme a Donatelli. Abbiamo raccolto tutti quelli che si sono proposti, li abbiamo messi insieme, abbiamo presentato un programma. Come è arrivato il nuovo consiglio, ho preso il programma e l'ho girato ad Adria Shopping, che sta lavorando per naturalmente fare in modo che tutto proceda nel miglior modo possibile. Venerdì abbiamo avuto il debutto, grande serata, penso ci siano state 7-8 mila persone ad Adria. Non so se sei venuto a fare 4 passi, era bellissimo, perché poi tra l'altro abbiamo cercato di dare anche una connotazione un po' culturale, perché avevamo coinvolto 60 persone, 60 ragazzi del conservatorio che suonavano nelle piazzette di Adria, con 5 location bellissime di Adria, quelle più suggestive. È stata veramente una bella cosa, con tutti i sindaci che sono venuti, consiglieri regionali. Abbiamo fatto per me un bel debutto. Bello, no, confermo, è stato molto 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 bello, molto sentito. Bello, veramente, no, complimenti. Sì, grazie ai ragazzi e a The Shopping, naturalmente, che è davanti lei a portare avanti questa tradizione. Ecco, ci sarà qualcosa di particolare poi nelle settimane future? Allora, quest'anno Adria d'Estate è iniziata il 5 e termina il 6 di settembre. Con la notte bianca delle biblioteche, che sei all'interno di un circuito provinciale. Ci sarà un appuntamento alle 18:30 in piazza Cavour con uno scrittore che presenterà un libro di fama, naturalmente, che l'anno scorso avevamo, non mi ricordo più, adesso mi sfugge il nome. Quest'anno abbiamo comunque questo appuntamento importante. Poi alle 21 ci saranno le biblioteche aperte, il museo aperto, ci sarà della musica, comunque una musica particolare, non quella da movida, diciamo, serale. Sì. Ci sarà il balletto dei cigni nel listone della piazza, e ci saranno 2 ospiti veramente molto importanti, e questa è la chiusura. Poi passiamo al 4, 5, 6 di ottobre. Ti do anche una news molto importante. Anche ieri sera eravamo in riunione, e ci saranno, perché è il compleanno della ciabatta, avviene a fine settembre. Noi crediamo molto in questa. Poi sì, volevo chiederti appunto della ciabatta. Sì, c'è 4, 5, 6, abbiamo spostato di 15 giorni il compleanno della ciabatta, perché quest'anno sono 10 anni di quello che è successo alla Coimpo, le 4 vittime, perciò non volevamo mescolare le cose. Certo. Ho preferito spostare il compleanno della ciabatta 10 giorni più dopo, e ci sarà un evento particolare, una cerimonia importantissima per il ricordo delle 4 vittime della Coimpo, il 22 settembre, il 24 settembre, e poi 15 giorni dopo, 4, 5, 6, ci saranno 3 giorni veramente dedicati alla ciabatta, grande festa, con un'apertura straordinaria del teatro comunale, in cui a tutti verrà regalata la ciabatta. Il sabato mattina nel nostro mercato verranno promosse tutte quelle cose legate al mondo della panificazione con la farina della ciabatta, con l'istituto alberghiero. Molto importante anche questo, che perciò vuol dire valorizzazione, quella con diretti, e valorizzazione dei prodotti tipici che contraddistinguono nostrani locali. Sì, l'aglio e altre cose. Poi il pomeriggio del sabato ci sarà l'inaugurazione di un tratto di strada dedicato a cavallari,
e arriverà ospite d'onore al comunale Mogol, che canterà, praticamente racconterà le canzoni che ha scritto non solo per Battisti ma per anche altri cantanti. Con un ensemble, perciò ci sarà una cosa molto importante, ci saranno tutti i sindaci del Delta, e ti dico, Mogol arriva non a caso qua, perché domenica al Bettinazzi avremo la nazionale cantanti che verrà a giocare al Bettinazzi contro una delegazione dei sindaci rappresentativa, e questo è un evento veramente bellissimo. Sì, è molto impegnativo, sono già 3 mesi che ci stiamo lavorando. Abbiamo già fermato la data con la nazionale cantanti, che tra l'altro gioca a metà luglio contro i politici italiani, perciò ho visto la Russa, ho visto qualcuno che ci sarà una conferenza stampa a giorni, e noi ci inseriamo in questa partita, nel senso che cercheremo di coinvolgere più, avrò bisogno anche del supporto vostro, perché tutto aiuta, sì. tutto aiuta, perché è un evento anche importante a livello economico, però crediamo che la gente risponda in maniera importante e che partecipi a tutti questi eventi, che è un bellissimo evento questo. Sono 3 giorni veramente pieni, e dove annunceremo anche la stagione di prosa, che partirà a metà, mi sembra, a metà novembre. Abbiamo già qualche idea. Finalmente, quindi partirà anche quella? Sì, perché l'anno scorso c'è stata praticamente un po' di confusione, sono state fatte delle aperture e 2 o 3 sono saltate, perché purtroppo l'agenzia a cui avevamo affidato normalmente l'incarico di portare degli artisti erano gli ABBA, poi sono saltate 3 cose, ne abbiamo fatte 6 su 9. Succede così quest'anno. Capitano, sì. Freno a mano tirato, ci ragioniamo su, non possiamo sbagliare. Il teatro ha una grande tradizione per noi, ci sono circa ai tempi d'oro c'erano 300 abbonamenti, è un teatro anche difficile da gestire perché ha dei costi esuberanti, molto importanti, dobbiamo lavorare col cervello, insomma. Sì, capisco, certamente. E la ciabatta, io ricordo quando ero piccola che venivo a vedere i rally e c'era la ciabatta come sponsor principale. Allora, tu sai, io sono stato anche rallista, ho detto che dovrei scrivere un libro. Sì. Il mio maestro è stato Arnaldo Cavallari, che è stato pluricampione di rally, e naturalmente è il patrono e l'inventore della ciabatta, che è nata nel settembre del 1982 presso i Mulini Adriesi di Adria. Io avevo 23 anni, era proprio l'inizio della mia carriera sportiva, e il dottore, lo chiamavamo tutti dottore, mi caricava il mio muletto, che aveva un Opel Kadett GTE, di ciabatta appena spornata dal forno, piena così fragrante, un odore, un profumo in macchina, che andavamo via, perché mi andava a fare scuola guida sui Colli Ugani. Dopo ti spiego il perché, con tutti questi sacchi che erano aperti, perché quando fai il pane caldo praticamente devi sempre rimanere col sacco aperto, perché il pane altrimenti diventa, prende umidità. Tutta benzina e ciabatta. Io prendevo anche di quei ceffoni, perché non era facile come carattere il dottore. Andavamo sui colli, poi si andava allo Sporting Club di Ponte San Nicolò, dove c'era un suo amico che era il titolare dello Sporting Club, un certo Bauci, che correva in macchina, e lì affettavamo mortadella e salame e andavamo a casa alle 2 di notte praticamente con sto Kadett, dopo aver mangiato. Perciò la ciabatta la conosco molto bene. La ciabatta è un pane buonissimo, dobbiamo cercare di valorizzarlo, per me si deve investire molto su questa cosa qua, è legata al turismo, e speriamo bene, dai. Bene, dai. Benissimo. Allora Massimo, c'è qualcos'altro di cui tu ci vuoi parlare, ci vuoi raccontare qualcosa? Qualcosa che ti sta a cuore, magari vuoi approfittarne delle telecamere? Io voglio chiudere questa intervista dicendo una cosa. La mia comunicazione politica è sempre stata passione, cuore e amore, ok? Allora, io quello che sto facendo lo sto facendo veramente con tanta passione, perché amo la città, perché se ci sono state manifestazioni importanti negli ultimi 40-50 anni, molte di queste hanno il mio timbro, diciamo, il mio marchio.
penso a Adria d'estate, che poi diciamo che Adria, tra l'altro, sotto mia invenzione, è stata la terza città d'Italia a fare la notte bianca. Prima Roma, seconda Verona, terza Adria. Parliamo di 30 anni fa, 25 anni fa. Non lo sapevo, questo non lo sapevo. E perché c'era un presidente di Adria Shopping che era molto lungimirante, capisci? Io dico, perché non so se tu sei giovane, molto giovane, ma Alessandro è un po' più vecchio. Ma 40 anni fa che vedevamo tutti quanti questi cinesi, queste macchine fotografiche che ci venivano a fotografare, ma cosa fanno? Hai visto dove sono arrivati i cinesi? Sì, esatto, okay. È vero. E allora io alla domenica andavo con la mia macchinina fotografica, io e mia moglie, va bene, a copiare le vetrine, a vedere cosa fanno gli altri, e dicevo, ma perché non riesco a farla ad Adria sta roba qua? Da presidente di Adria Shopping ho cercato di portare, diciamo, quello che ho visto in giro, e mi sono sempre dedicato alla mia città, perciò il rally perché l'ho portato ad Adria, perché ero un appassionato, poi col dottore che naturalmente foraggiava abbiamo portato, insieme a Luca Levi, che voglio sottolineare anche Luca Levi che è il mio navigatore, abbiamo portato a un livello buonissimo il nostro rally. Poi purtroppo sai, le cose iniziano e tutte hanno un inizio e una fine, adesso è un po' improponibile rifare una gara, anche se il 9 di agosto, ti do una chicca, serata motori, abbiamo ad Adria il pluricampione italiano Tony Fassina insieme a Rudy Dal Pozzo. Tony Fassina ha vinto a 75 anni con la sua Lancia Stratos, l'ultimo rally di San Martino di Castrozza. Sarà ad Adria, ci sarà una serata dedicata a lui, tantissime macchine, tantissimo, e questo è perché vogliamo lasciare accesa quella fiammella della speranza sì. Per vedere se riusciamo a fare qualcosa. Ad esempio faccio i complimenti ai ragazzi di Cavarzere, perché il 2 giugno fanno una manifestazione, il raduno d'epoca qua insieme al Motor Club, adesso mi sfugge il nome, però abbiamo fatto anche un gemellaggio tra Adria e Cavarzere, perché abbiamo due grandi piloti, uno è Munari, uno è Cavallari, uno è nato a Cavarzere, uno è nato ad Adria, perciò portiamo avanti questa tradizione. Bello. Io ti auguro di portarla avanti non solo adesso ma anche in tutti gli anni a venire. No, ma vedi che ho i capelli grigi, sono vecchiotto. No, ma non è vero. Bisogna pensare già al dopo Bobo, perché comunque sto cercando di trasmettere quel modo di far politica, che è una politica in mezzo alla gente, per la gente, fra la gente. Qualcuno non l'ha capito. Tu mi troverai poche volte dietro una scrivania. Mi troverai spessissime volte con lo scooter in mezzo a un cantiere, in mezzo alla gente, quelle cose, perché io sono così. Ho notato effettivamente che la gente, soprattutto negli ultimi anni, cerca proprio questo. Non vogliono più la figura richiusa nell'ufficio, hanno bisogno forse anche del dopo Covid, hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di rassicurazioni, e questo lo si può fare proprio stando a stretto contatto con le persone, stando in mezzo alla gente. Sì, è vero, ripeto, nel mio ufficio uno slogan che ho coniato nella mia campagna, l'ultima campagna, il municipio è la tua casa. Se tu vieni adesso ad Adria, i due portoni sono completamente aperti. Perché? Perché è un invito ad entrare. Io sono un bottegaio, ti ho detto, la gente deve entrare, deve trovare, madonna che bello, cioè quando sono entrato c'era un grigio tutto scuro, tutto lo scotch sulle porte, che a me dà un fastidio, sulle porte delle 800, lo scotch da pacchi. Sandro viene ogni tanto in comune, hai visto come abbiamo cambiato il comune? Ma ci vuole poco, ci vuole solo un po' di attenzione e rispetto soprattutto. Bene, allora caro Massimo, io intanto ti ringrazio di essere stato qui con noi, torna quando vuoi, ovviamente questa è come fosse casa tua, e io ai nostri telespettatori e ascoltatori rinnovo l'appuntamento tutti i venerdì sera ad Adria d'estate. Io chiudo dicendo: amatela sta città, perché lo merita veramente. Grazie Massimo, ciao a tutti, ciao, alla prossima.